Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci attende oggi in questa giornata di sabato 25 gennaio 2020 e quali sono gli influssi che gli astri ci inviano dal cielo. Prima però di addentrarmi nell'approfondimento degli influssi appunto di questa giornata, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio. Questa giornata allora ha alle spalle il dominatore Saturno, questo Saturno molto forte perché siamo ancora nel dominio della costellazione Acquario, pertanto anticamente sempre riconducibile al dominio di Saturno, e dunque abbiamo già questa doppia presenza molto importante. La giornata inizia poi con il viaggio della Luna attraverso la costellazione Leone, a cui segue la costellazione Scorpione. Scorpione sarà poi visitata 2 volte nell'arco della giornata e questo ci dà un indizio su alcune situazioni appunto da tenere in considerazione. La giornata dunque sarà improntata sul bello, sull'armonia, sulle collaborazioni, la relazione o con il partner lavorativo, con il partner sentimentale, comunque le relazioni strette fra persone a noi molto vicine. E, cosa può indicare dunque? Sicuramente momenti di gelosia per questa presenza molto forte di Saturno che colorerà e sicuramente rafforzerà i messaggi di Acquario, dominatore del mese, dunque questa influenza si accentua e viene maggiorata appunto in questa giornata. Ma non solo, dunque le questioni sentimentali e le eventuali potenziali gelosie nei confronti della persona del cuore, ma anche la possibilità di doversi occupare di faccende collegate alle tecnologie, magari elettrodomestici o cose di casa, o magari migliorie in questo settore in questa giornata. È possibile che magari andremo a comprare qualche nuovo elettrodomestico oppure qualche nuovo cellulare, come anche è possibile che in questa giornata si debbano pianificare alcune cose o magari lavori di abbellimento della casa, collaborazioni riguardo appunto settori comunque di tipo tecnologico o collegato proprio all'abbellimento delle abitazioni, dunque arredamento, tecnologie varie. Ehm, la giornata ha questo influsso opposto nel doppio fluido di Scorpione, dunque dobbiamo fare un po' attenzione perché può essere una giornata dove magari anche per via di altri, non per forza per un nostro coinvolgimento diretto, è possibile che qualche cosina possa impensierirci. La Luna oggi visita 2 volte anche la costellazione Sagittario, dunque rende molto dinamica questa giornata, possibilmente ci costringerà a molti spostamenti o a dover comunque viaggiare per fare degli acquisti o comunque per fare qualche serata magari in compagnia o anche per progettare appunto un qualcosa a lungo corso o un lungo viaggio, magari non solo un viaggio a lunga distanza, ma che potrebbe anche impiegare più giorni di programmazione. In ogni modo è una giornata proficua che sebbene ci siano appunto alcuni dispiaceri da superare, qualche piccolo conflitto, qualche tensione o momenti di nervosismo, comunque è una giornata che darà molto in questo, per noi e in questo momento appunto dell'anno dove particolarmente potremmo continuare ad approfondire alcune collaborazioni, ma anche per chi lo volesse, per chi fosse interessato, per chi sentisse una forma di chiamata alle armi, diciamo così, è possibile valutare anche qualche eventuale concorso o
richiedere di entrare in qualche arma. Oggi è sicuramente molto probabile che le nostre richieste possano venire accolte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi invito comunque, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale. Vi ringrazio sempre del vostro sostegno. Ci ritroviamo per le previsioni di domenica 26 gennaio, domani sempre alla stessa ora su questo canale. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!